Sono viziati da illegittimità tutti gli atti di autorizzazione a costruire centraline idroelettriche in provincia di Belluno rilasciati dalla Regione Veneto dal 1 luglio 2008. Sergio Reolon convoca i giornalisti per spiegare come il Veneto abbia avvocato a sé la gestione del demanio idrico che dal 30 giugno 2008 è per legge di competenza esclusiva della provincia di Belluno. La Regione ha usurpato un diritto col benestare dell'amministrazione Bottacini e successivamente degli attuali commissari grazie a un accordo di programma raggiunto nel marzo 2010. Sono atti di arroganza della Regione e di sudditanza del territorio bellunese. La Regione non poteva modificare la legge prevede che il demanio idrico, le funzioni di gestione del demanio idrico sono della provincia, punto e basta. La provincia, rinunciando volontariamente alla gestione dell'asta principale del Piave, ha procurato a se stessa un danno patrimoniale consistente. Un grave danno patrimoniale di circa 3 milioni all'anno. Il fatto che le concessioni per gli impianti idroelettrici li continua a rilasciare la Regione, illegittimamente perché li dovrebbe rilasciare invece la provincia, e soprattutto la rinuncia al primo atto di autogoverno che eravamo riusciti a conquistare. Quindi noi lottiamo tanto per l'autonomia, poi quando la conquistiamo riusciamo anche a rinunciare. Reolon annuncia azioni che non potranno che essere politiche, diverse delle cose per chi in questi anni si è visto ledere un interesse, un diritto. Può essere fatto ricorso sull'illegittimità degli atti della Regione da parte di chi ha dei legittimi interessi. Ad esempio un comune che vede che viene approvata la domanda di un altro e non la sua, può ad esempio ricorrere e lo può fare sulla base del fatto che la Regione non ha più competenza a rilasciare queste autorizzazioni. Si calcola che dal 1 luglio 2008 ad oggi siano circa 150 le domande di richiesta di autorizzazione a costruire centraline idroelettriche arrivate a Venezia. Quel giorno Reolon, in qualità di presidente della provincia, mandò gli agenti della polizia provinciale a pulire la zona di Lambioi come segno del passaggio della competenza del demanio idrico in capo alla provincia. Chi oggi sostiene che il progetto della spiaggia di Lambioi non va avanti per colpa della Regione sbaglia, afferma Reolon. La Regione non c'entra nulla. Sulla spiaggia di Lambioi, sulle pertinenze di Lambioi, sulla messa a posto di quell'area, sulla trasformazione in spiaggia, deve decidere la provincia. E fra l'altro teniamo conto che la provincia introita anche 9 milioni di euro all'anno che dovrebbero servire a fare queste cose.